Salut a tutti, ringrazio di seguinoi in RCFM per Ecampacui, siamo in Balagna, settimana siamo in paese di Lumio, per principia dunque su giretto di Lumio e ma parla d'ubunimia e genealogia con un appassionato di ste tematiche che si chiama Cyril Orsini, lavora a Meria di Lumio e ma parla con lui dunque di l'origine di luoghi e di famiglie di Ubaese. RCFM e Campacui. Sono sempre stato a Lumbia, di 50 anni. Il mio babbo è di Gurbara, la mia mamma è di Lumbio e il mio babbo di Niolo. Sono entrato a Meria fa parecchi anni, quasi 27 anni. Ora mi occupo un po' di personale e ho sempre campato in un paese di Lumbio. Allora, dopo un anno mi sono interessato perché ho lavorato con la comune per i baravoghi e facendo una smattiera e tutto ho imparato assai nomi di luoghi. Allora, i nomi di luoghi, allora ci sono che sono stati un po' scambiati, allora abbiamo provato a ritrovare i nomi d'origine. Un esempio, in tutto il mondo un luogo si chiama Compulace e un nome si chiama Ugampo Aleccia. Allora abbiamo fatto assai ricerche e perché si chiamano così? Allora abbiamo una ricerca assai tremenda e piano piano proviamo a arrivare ai nomi di luoghi all'antica. Allora, in casa di Lumio siamo una squadra, facciamo le ricerche, siamo a poco su 10 persone e proviamo arrivare ai famiglie di Lumio. Allora abbiamo principiato di 1769. Ora siamo nel 1851 e avanziamo piano piano. Allora, in casa di Lumbio c'è assai Savelli, Moretti, Pinelli, Cardoni, Marchetti e altri. E proviamo a fare piano piano un speso d'arbro per alimentare tutto il mondo, il paese di Lumbio, e così non si scordano di queste famiglie. Le più grandi famiglie di Lumbio saranno i Savelli e Moretti e poi d'altri, ma ora cerchiamo di fare 1200, come ognuno è 1200, tanto cerchiamo di ricordare di gente che abbiamo conosciuto e che hanno campato un paese. Allora ci sono chi sono di Lumbio, ci sono le casate di Lumbio e ci sono chi sono scalati. Un esempio, un mio babbo, quando faceva montagniera, da Galasima a Lumbio, ha conosciuto la mia mamma, si chiama Alfonso. C'è assai a fare a cercare. Già abbiamo imparato certi cugini che conosciamo manco, rigolando di 1850 e proviamo a fare un ricordo e a tramandare ai giovani i nomi, i casate di paese di Lumbio. Et demain, pour notre deuxième étape à Loum, direction le Clos Coulombe pour retrouver un jeune vigneron, Paul-Antoine Soutzoni, qui sera avec nous. À demain. RCFM et Campacui.